Eccoci insieme cari telespettatori, siamo in diretta e con noi c'è il direttore dell'osservatorio sul lavoro, sulle morti sul lavoro di Vega Engineering, Federico Maritan. Ben arrivato, ben ritornato qui con noi. Grazie, ingegnere. buongiorno. Allora, l'argomento non è certo dei più allegri e piacevoli, però va affrontato perché sono comunque notizie molto importanti che vengono elaborate, estrapolate da una serie di valutazioni di dati, adesso vi spiegheremo anche nel merito, ma sono anche inquietanti e devono far riflettere, vengono date anche per fare delle considerazioni e riflessioni dagli operatori delle varie attività professionali maggiormente coinvolte e da chiunque, perché quando si parla di morti sul lavoro, noi nella precedente puntata, che è andata anche in replica nel periodo natalizio, avevamo parlato di incidenti domestici, abbiamo visto quanti possono essere e di quale tipologia, quindi l'attenzione va posta in tutto quello che si fa ordinariamente. Quando poi si tratta di attività lavorativa, a volte la routine porta anche ad essere un po' più superficiali e le conseguenze sono veramente gravissime. Dati in aumento, ingegnere, qual è la notizia fondamentale che emerge, che forse lascia anche voi un po' sconcertati? Sì, purtroppo la notizia non è positiva, in quanto abbiamo avuto un incremento considerevole degli infortuni mortali quest'anno rispetto all'anno scorso. Stiamo parlando di un 17% in più e quindi una crescita veramente fuori controllo, possiamo dire. Una crescita che fa anche pensare alle cause, evidentemente, di questo aumento così importante. Questi sono dati a novembre del 2015 elaborati da noi, dal nostro osservatorio e forniti fondamentalmente dall'INAIL. L'INAIL ha iniziato a emettere, diciamo, con rapidità questi dati, quindi molto aggiornati. Noi li aggreghiamo e li verifichiamo. Allora, il motivo evidentemente potrebbe essere legato a una ripresa economica, quindi a un aumento di ore di lavoro e conseguentemente a un aumento evidentemente degli infortuni mortali, molto maggiori rispetto alle ore di lavoro in più evidentemente. Questo perché subentreranno tutta una serie di ulteriori cause. È chiaro che nel momento in cui si riprende a lavorare si inseriscono magari nuovi lavoratori, per esempio, e quindi più inesperti. Si lavora magari più in fretta perché c'è un carico di lavoro maggiore, si riprende a lavorare magari in settori quali le costruzioni che negli ultimi tempi viceversa avevano avuto una forte riduzione. Quindi queste potrebbero essere le principali cause, diciamo, che hanno portato a questo risultato, che comunque è evidentemente un risultato molto molto negativo. Ecco, il trend, andiamo a vedere adesso il trend precedente, che quindi facciamo un po' un'analisi di un bilancio di un anno, insomma, sostanzialmente. L'anno 2015 c'è stata una leggera ripresa, no, dell'attività economica in qualche modo, però a voi che cosa risultava? Che cosa è risultato? Allora, in realtà negli ultimi anni, andando ancora più indietro, negli ultimi anni la crisi si è fatta sentire e si è fatta sentire positivamente su questo aspetto, in quanto gli infortuni mortali registrati dall'INAIL erano in riduzione. C'è stata un'inversione di tendenza molto, molto forte qui nell'ultimo anno. Una ripresa economica probabilmente c'è in atto, qualcosa si vede anche così, senza andare a vedere i numeri, si percepisce che c'è più movimento. Certo che se uno confronta un 17% di incremento di infortuni mortali contro un incremento del PIL di neanche un punto percentuale, no, rimane scosso, com'è possibile. Ripeto, evidentemente abbiamo ripreso a lavorare in settori molto a rischio. Evidentemente negli ultimi anni non avevamo fatto nulla per ridurre il rischio, semplicemente sono ridotte le ore e conseguentemente gli infortuni. Quindi è come se fosse una situazione stazionaria praticamente del settore, perché quando c'è un calo fisiologico del lavoro, che peraltro non è neanche positivo, diminuiscono le morti, gli incidenti, non è dovuto a merito degli operatori o maggiori norme precauzionali, ma semplicemente a un dato di fatto. Siamo sempre nella stessa situazione, ecco, qui vediamo lo spaccato delle morti, si chiama poi peraltro morti bianche. Sì, qui c'è un dato spaccato tra l'altro tra gli infortuni in itinere e gli infortuni nei luoghi di lavoro, e fra l'altro si vede anche quanti sono gli infortuni che avvengono con i mezzi di trasporto, che complessivamente, sommando quelli nei luoghi di lavoro e quelli in itinere, sono quasi 400 su un totale di 1 migliaio. Quindi si rinnova l'attenzione, no, al luogo di lavoro strada,
circolazione stradale, che evidentemente è uno degli ambienti in cui, al di là per lavoro ma anche nella nostra vita quotidiana, frequentiamo maggiormente e risulta essere uno dei più pericolosi. Ecco, da questi dati che cosa ulteriormente ne viene fuori, tra l'altro? Ma allora, io rimarco questo aspetto che anticipo, perché poi sarà interessante vedere il dato finale a fine anno per poi fare un confronto anche con gli anni precedenti. Però abbiamo anche il bimestre precedente o di anni addietro, no? Dello stesso periodo. Sì, ripeto, qui si vede chiaramente un aumento e si vede un aumento fondamentalmente su tutti i settori, ma ripeto, molto importante sul settore delle costruzioni. E questo, voglio dire, non è sorprendente, perché nel settore delle costruzioni a novembre abbiamo avuto 117 infortuni mortali. Caspita. Quindi su un totale di praticamente 800, capite bene che è tanto. È molto. Incide il territorio analizzato qual è, ripetiamolo? Il territorio nazionale. Come? Nazionale, quindi è un dato a livello nazionale. Questo è il dato a livello nazionale. Non riusciamo ad avere ancora lo spaccato territoriale? Abbiamo qualche dato, sì, certamente abbiamo anche i dati a livello naturalmente della provincia, ma sostanzialmente si ripetono situazioni analoghe in termini percentuali a quello che si vede a livello nazionale. Quello che voglio dire è positivo, se vogliamo, da dire per quanto riguarda di vedere l'aspetto positivo. Le regioni del Veneto, che ovviamente ha un'incidenza in termini assoluti di infortuni anche piuttosto alta, così come la Lombardia, però anche perché in effetti vi è una produzione importante, anche qui molti lavoratori, molte ore di lavoro. Se si va a vedere l'incidenza, cioè gli infortuni mortali sulle ore lavorate, sia la Lombardia che il Veneto scendono molto nella classifica, e questo ci fa pensare che evidentemente sono regioni in cui comunque c'è un livello di attenzione superiore rispetto ad altre. Questo sicuramente. Naturalmente poi ci sono anche dei fattori fisiologici legati alla conformazione della regione stessa. Si pensi per esempio al fatto che gli infortuni in agricoltura vengono spesso per ribaltamento dei mezzi, ed è ovvio che le regioni più montuose sono maggiormente soggette perché si lavora in pendenza. Però diciamo, ecco, che il dato che può emergere è che rispetto ad altre regioni sicuramente l'incidenza in Veneto è più bassa. Quindi questo è un dato positivo, se vogliamo cercare un dato positivo. Calcolando a parità di ore lavorate, sempre di parametri, quindi tenendo conto che qua magari c'è più lavoro che non giù. Pesando il dato sulle ore di lavoro, perché il dato statistico assoluto va sempre poi parametrato, altrimenti si rischiano di... Ma è mai possibile che continuiamo a giocare con questi numeri che sono spaventosi, che non sia stato fatto niente, nonostante la sicurezza sia sempre posta in primo piano, eccetera, e poi noi rispetto al resto d'Europa, non diciamo al resto del mondo, come siamo messi? Allora, il resto del mondo è una realtà estremamente varia, restiamo in Europa. Rispetto all'Europa noi abbiamo delle normative del tutto analoghe, non siamo diversi, anche perché l'Unione Europea... Ci siamo dovuti comunque adeguare, ci siamo adeguati, e devo dire che anche prima dell'entrata in vigore delle direttive europee in Italia c'era una normativa sulla sicurezza, sicuramente diversa come impostazione, ma c'era. Di sicurezza in Italia se ne parla dal dopoguerra, quindi le direttive europee hanno uniformato la legislazione che regola e regolamenta la sicurezza sul lavoro, e quindi noi ci troviamo in situazioni del tutto analoghe a quelle degli altri paesi. E direi anche come risultati non abbiamo dati molto diversi. Quindi il problema qual è? Che la sicurezza sul lavoro, poi alla fine di tutte queste conversazioni, si va sempre a dire che dipende fondamentalmente dalla cultura di tutti i soggetti che sono interessati naturalmente a portare a casa l'obiettivo, dal datore di lavoro fino all'ultimo dei lavoratori, no? Però secondo me parlare di cultura tante volte maschera un altro aspetto che è legato anche alla cultura, che è l'organizzazione aziendale. Dobbiamo pensare che diventa sempre più difficile lavorare, diventa sempre più difficile fare impresa, per tante ragioni, perché c'è la concorrenza, perché le leggi in generale diventano sempre più articolate e complesse. E il bravo imprenditore deve riuscire a fare impresa in queste situazioni, ritraendo il massimo profitto, rispettando le norme. Ecco, io credo che da questo punto di vista ci sia molta strada da fare, e in questo senso anche il legislatore se ne è accorto, tanto più che da una decina d'anni ormai
La legislazione va anche a non solo cercare le responsabilità del singolo datore di lavoro, dirigente, preposto, il lavoratore che in qualche modo è responsabile dell'infortunio, ma anche la responsabilità dell'organizzazione che ha determinato l'infortunio. E questo è un passaggio secondo me epocale, perché fa pensare all'azienda come appunto un'organizzazione, un insieme di persone collegate tra di loro, in cui ognuno ha compiti, responsabilità, e ci vuole qualcuno che crei questa organizzazione. È una cosa molto complicata che in realtà è sulle spalle dell'imprenditore. Evidentemente su questo fronte abbiamo ancora molta strada da fare. Quindi vuol dire che l'organizzazione non è efficace, l'imprenditore non è in grado di assolvere questo compito, ci deve essere un sistema diverso? Secondo me le imprese devono crescere molto da questo punto di vista. Soprattutto nel Veneto, se ci pensiamo, abbiamo avuto imprese che sono cresciute nelle generazioni, no? Sì, dalla piccola realtà che poi effettivamente non aveva una struttura organizzativa perché era piccola, ed ecco che si sviluppa e a un certo punto ci si trova con 200, 300, 400 dipendenti e una logica e un modo di ragionare ancora da 10 dipendenti. È impossibile evidentemente gestire le cose allo stesso modo e molte cose sfuggono. E lì c'è il rischio veramente di avere l'infortunio. Nell'edilizia, per restare su... Sì, che è il settore più colpito, dopo vedremo magari se è possibile avere anche lo spaccato delle certo, nell'edilizia il vero problema è riuscire a programmare, a progettare la sicurezza nel lavoro. Perché evidentemente quando si lavora nel costruire un edificio, ogni edificio è diverso, ogni situazione è diversa. Non si può ragionare sempre con lo stesso metodo, bisogna essere sempre molto attenti, pensare prima a quello che si sta facendo, mettere i lavoratori nella condizione di non farsi male e queste sono cose che richiedono uno sforzo, no, di programmazione che tante volte non viene fatto, con il risultato che ci si trova a lavorare sul tetto senza avere protezioni, perché si è arrivati lì all'ultimo momento, perché si doveva fare presto, perché nessuno ci ha pensato e poi in realtà si va a vedere come si poteva evitare quell'infortunio, con una spesa magari minima. Perché tante volte... Quanta è colpa, anche qui, del datore di lavoro, quindi dell'imprenditore, del responsabile di settore, di non aver usato questa accortezza, quanta invece colpa proprio, quindi imprudenza, imperizia, inesperienza o superficialità del lavoratore stesso? Perché tante volte abbiamo interpellato anche proprio nel settore delle edilizie, i responsabili di cantiere dicono, quando si tratta poi soprattutto di persone che vengono da altre realtà, da altri paesi, il materiale ce l'hanno, non lo utilizzano per pigrizia, per superficialità, ma hanno tutto in dotazione e le scarpe restano nuove, gli scarponcini no, non me li cambio, tanto le scarpe da ginnastica per fare un esempio, certo, senza rendersi con il caschetto, no, perché fa caldo, no, perché fa freddo, no, per questo, per quest'altro, non utilizzano, a meno che non siano aziende molto molto strutturate, dove c'è un modus procedendi, ma dove anche c'è una selezione molto più attenta del personale. Perché succede questo? Ci ricolleghiamo a quello che dicevo prima e poi quando si parlano di questi aspetti, soprattutto poi dei costi della sicurezza e via dicendo, io ricordo sempre che nell'edilizia stiamo parlando spesso di microimprese, nel quale tante volte chi muore è il datore di lavoro. Quindi è il primo quindi che trascura, certo. Ma certo, perché lui è lì in cantiere con tutti gli altri e normalmente sta lavorando rischiando la vita esattamente come tutti gli altri. Quindi qui il passaggio veramente è di altro genere, no? Qui si ritorna alla questione della cultura, ma anche dell'organizzazione. Un altro esempio, si diceva no, il lavoratore ha tutto ma non lo usa, però lui contrattualmente lo deve usare e contrattualmente può essere anche richiamato, può essere sanzionato. Vi garantisco che nelle aziende è rarissimo trovare un datore di lavoro che sanzioni il lavoratore. Lo si trova che urla in corridoio, che impreca, ma non sanziona il lavoratore. E allora qui evidentemente la colpa è un po' veramente di tutti distribuita e ripeto, si ricollega a una logica di organizzazione. Nell'organizzazione vuol dire avere dei compiti, delle regole e anche dei controlli interni all'azienda stessa che facciano in modo di rispettare le regole. Nel rispetto delle regole di tutti e dei diritti di tutti. No, questo è un aspetto importante, lo riprendiamo. Intanto è andato in onda l'andamento di questi dati, vorrei magari dalla regia che venisse ripreso un attimo, quindi possiamo commentarlo insieme. Sì, questo è l'andamento, diciamo, qui si vede per ogni giorno della settimana il numero totale di infortuni che sono avvenuti. Direi che da quello che si coglie qui ogni giorno è buono o è cattivo, se vogliamo dire.
Evidentemente gli ultimi 2 sono il sabato e la domenica, dove si lavora molto meno e gli infortuni, come vedete, scendono in modo importante. Diciamo che di solito sono i giorni centrali della settimana, il mercoledì e giovedì, che vedono, negli anni ho notato questa cosa, che vedono il numero maggiore di infortuni. Anche infortuni perché, mortali. Infortuni mortali sempre, sì. Anche perché di solito la produzione, come dire, riparte, comunque dal fine settimana riparte con maggior lentezza e si hanno i picchi a metà settimana. Potrebbe essere anche che poi subentri anche un aspetto di stanchezza del lavoratore. Indubbiamente una parte degli infortuni sono legati a un calo di attenzione, di tensione o un aumento di stress del lavoratore che deve finire il lavoro. Che tipo di morti sono? Allora, come cause, come dicevamo prima, il maggior numero di infortuni avviene nelle costruzioni, e nelle costruzioni normalmente si muore banali, per caduta. sono incidenti banali? Per caduta. Per caduta. Normalmente per caduta, per schiacciamento, queste sono le 2 cause principali. Diciamo che indubbiamente nell'edilizia, se riuscissimo a eliminare gli infortuni per caduta, avremmo ridotto in modo drastico l'incidenza di questo settore. E questo si ricollega a quello che dicevo prima: è difficile lavorare in sicurezza nell'edilizia laddove si comincia ad andare a lavorare in quota, sui tetti, quello lì richiede degli apprestamenti che tante volte o non si utilizzano correttamente o non si utilizzano proprio. Si cercano delle soluzioni alternative Ma per spendere meno questo? Oppure... Anche per spendere meno, soprattutto per far prima. La responsabilità in questi casi, dopo vediamo anche lo spaccato dell'età, che è altrettanto interessante. Cosa succede a livello di responsabilità? E poi la legislazione... Che lei giustamente diceva, è raro vedere il datore di lavoro che riprende o che sanziona il lavoratore che non usa tutte le cautele. Questo perché fondamentalmente sa di non aver mai insistito tanto sul fattore sicurezza, o per superficialità stessa del datore di lavoro, chi è preposto al controllo, eccetera, o per altre ragioni? Questo mi dicono che sia una caratteristica più italiana che europea, devo dire la verità. Parlavo anche con dei magistrati che mi dicevano che riscontravano addirittura, per esempio in Francia, che è molto più usuale riprendere e sanzionare il lavoratore, ripeto, sempre secondo quanto previsto da contratto e da... Probabilmente in Italia siamo più restii, anche perché magari abbiamo realtà imprenditoriali più piccole, quindi il datore di lavoro lavora con il lavoratore o è a contatto, quindi sa le difficoltà, magari lo conosce, no? E diventa più difficile. Sanzionare è sempre una cosa un po' fastidiosa anche a livello umano, no? Riprendere un lavoratore e mandargli la lettera a casa. E quindi probabilmente questo è un blocco soprattutto psicologico che subentra. Però a livello di responsabilità, tornando un po' al discorso di prima, c'è una corresponsabilità nella mancata sorveglianza, nel mancato ammonimento, qualora emergesse che c'è stata una... Assolutamente. Io penso che la morte per caduta per lo più sono dovute a disattenzione, no? Oppure qualora emerga appunto che non si sia fatto il possibile, c'è una corresponsabilità. Assolutamente sì. Il datore di lavoro deve controllare e pretendere che vengano rispettate le leggi. E questo è fondamentale come concetto culturale anche, quindi. Assolutamente sì. Secondo lei è un concetto entrato nella forma mentis del... Io credo di no, dal momento che il datore di lavoro ha questo obbligo ed è chiaramente scritto nella norma di legge, andrebbe da sé che a quel punto direbbe: mio malgrado ti devo sanzionare perché tu non stai rispettando la legge, io devo controllare e devo pretendere che tu la rispetti. Evidentemente non è ancora stata colta questa... Questo è un altro aspetto importante. Poi parleremo anche dello spaccato dell'età. Andiamo in pubblicità pochi secondi, poi siamo con voi.